Buongiorno a tutti, oggi ho un grande onore, quello di poter accogliere dentro questa sala del Consiglio regionale due personalità che per me sono state grande fonte di ispirazione. Mao Valpiana, che è il presidente del Movimento Non Violento ed è ex consigliere regionale anche, quindi ha condiviso l'esperienza in questo palazzo, e che sta esprimendo ancora oggi, insieme alla rete internazionale di promozione della pace, tutto quello che consiste nella visione politica pacifista che dovrebbe ispirare tanto più oggi la politica anche in direzione dell'emergenza climatica e del rispetto dei diritti umani. E invece alla mia destra c'è Riccardo Bottazzo, che è, come dire, un po' il protagonista di questa presentazione, perché lui è l'autore del libro Disarmati, paesi senza esercito e altre strategie di pace. È un titolo che, come sempre, quando scrive Riccardo, è davvero molto entusiasmante e curioso, perché ci dà una strategia, già ci induce a pensare ad una strategia che invece nei media solitamente non compare nei titoli dei giornali, nelle prime pagine. E quindi inizierei a parlare con Riccardo di questo libro per poi collegarci a appunto la visione politica, la visione sociale, la visione democratica della promozione della pace all'interno delle istituzioni e all'interno dell'azione e della cultura del nostro paese. E inizio, Riccardo, chiedendoti di parlare un po' del motivo per cui hai cominciato a scrivere questo libro, che è frutto di un percorso, è frutto di viaggi, è frutto di incontri, di interviste, è frutto di uno studio davvero molto approfondito, non è una materia da affrontare da prendere sotto gamba. Per questo motivo ti chiedo un pochino il motivo personale anche per cui hai iniziato a scrivere questo libro e di accompagnarci poi anche nei tuoi viaggi nel raccontarci queste esperienze di pace in giro per il mondo. Bene, intanto grazie Cristina per avermi chiamato a presentare il libro in Consiglio regionale Veneto. E niente, il libro è nato durante una mia permanenza in Costa Rica, dove sono stato con dei meteorologi perché volevano un po' monitorare i cambiamenti climatici. Quella è una zona molto, molto delicata, insomma, anche un po' da cartina di tornasole, insomma, per tutta la Terra. E lì mi sono imbattuto per la prima volta, anzi la seconda volta, perché già in Islanda non c'era l'esercito, però in Costa Rica è successa una cosa diversa. Lì, andando in Costa Rica, il Costa Rica, ricordiamo, è un paese che dal 1947 ha per Costituzione abolito l'esercito, dopo una guerra civile, insomma, sanguinosa che c'è stata. Ecco, e lì per la prima volta ho visto come il sentimento di pace, cioè l'orgoglio di essere un paese senza esercito, sia diffuso a tutti gli strati della popolazione. Vi faccio solo un esempio. Parlando appena arrivato a San José, scendendo, parlando con il tassista, ecco, il tassista comincia a raccontarmi come vanno le cose lì in Germania. Io sono italiano, ma lì in Germania e Italia è sulla stessa cosa, più o meno non è che una gran differenza, insomma, come vanno le cose in Europa, e lì mi dicono, insomma, che però fate sempre la guerra da quelle parti. Sì, è vero, in effetti c'è la guerra in Ucraina, insomma, se guerre ce ne sono sempre purtroppo in Europa. Ma perché per forza fate la guerra, mi fa il tassista? Perché pagate i militari. Beh, scusami, mi fa sempre il tassista, se pagate il muratore vi tira sulla casa, se pagate il contadino vi vende i prodotti del suo orto, ma se pagate i militari quelli fanno la guerra, è il loro mestiere. Adesso magari non è una cosa così lineare, così automatica come potrebbe forse sembrare, però in realtà mi sono reso conto di come l'orgoglio di essere un paese senza esercito sia diffuso a tutti i livelli, anche nei discorsi dei bar per esempio, no? Dove qualche volta sentiamo delle cose, insomma, non proprio molto intelligenti, anche un po' razziste. Invece sui discorsi del bar del Costa Rica alla fine concludono tutti per fortuna noi ticos vuol dire costarichensi, non paghiamo perlomeno i militari, almeno quello ce la possiamo risparmiare. Ecco, e in effetti il Costa Rica è un po' la Svizzera del Centro America, no? E poi ricordiamoci, insomma, che il giorno non festeggiano le forze armate, festeggiano il giorno della Costituzione, festeggiano il giorno dell'abolizione dell'esercito. Ecco, e mentre da noi sfilano le forze armate, li sfilano i veri eroi del paese, cioè i bambini delle elementari, gli infermieri e gli insegnanti. Ed è proprio questo percorso, no, di investimento in questi ambiti appunto di istruzione, di sanità eccetera, che si è differenziato appunto il percorso, diciamo, di autonomia rispetto alle spese armate invece. Certo. E proprio questo aspetto si connette precisamente all'azione di Mao Valpiana, perché proprio recentemente, grazie,
perché proprio recentemente, in occasione dei festeggiamenti del 2 di giugno, ha fatto scalpore un messaggio, una lettera che hai scritto e pubblicato anche sulle maggiori testate nazionali, in riferimento proprio ai festeggiamenti del 2 di giugno, e quindi dalla Costa Rica ti chiedo di tornare in Italia e di parlarci, diciamo, un po' di quello che è la visione che stai difendendo insieme alla rete nazionale e internazionale non violenta e della promozione della pace e del disarmo, e ti chiedo quindi anche un attimino la prospettiva che dal tuo punto di vista abbiamo come Italia in relazione a questo periodo così complesso. Sì, parto dal riferimento che hai fatto al 2 giugno, quella lettera scaturiva da un'azione. Abbiamo partecipato a Verona, in Piazza Bra, alle celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, portando un grande tricolore che al centro, nella striscia bianca, aveva il simbolo del movimento non violento, le due mani che spezzano un fucile. Con questo volevamo dire che il 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana che ripudia la guerra, articolo 11. E invece il 2 giugno vediamo che in tutte le città abbiamo le celebrazioni militari, la sfilata addirittura ai fori imperiali, picchetti d'onore da tutte le parti, ma le forze armate hanno una loro festa, che è il 4 novembre. Il 2 giugno si festeggia proprio la chiusura della seconda guerra mondiale, mai più guerra, dicevano i partigiani per la lotta antifascista, era una lotta proprio contro la guerra, per il superamento della guerra, tant'è che all'articolo 11 è stata inserita quello che io considero il più bell'articolo di tutte le Costituzioni del mondo: l'Italia ripudia la guerra. Ripudiare la guerra significa anche ripudiare gli strumenti che rendono possibile la guerra, le armi e gli eserciti. Da qui la nostra proposta, non solo culturale, politica, ma anche giuridica, istituzionale, di andare finalmente nella direzione di favorire la crescita di una difesa civile non armata, non violenta. Perché un altro articolo della Costituzione, il 52, dice che la difesa è un sacro dovere dei cittadini. Anche questo è un articolo che va studiato bene. Parla di difesa della patria, non di difesa militare della patria. E questa difesa l'affida non all'esercito, ma ai cittadini e alle cittadine. E allora vuol dire che, leggendo insieme l'articolo 11 e 52, le madri e i padri costituenti avevano una visione di superamento della guerra e di superamento degli eserciti, e quindi la proposta istituzionale di una legge che finalmente sposti dei fondi dalla difesa armata e li porti alla costruzione della difesa civile non armata, non violenta. Poi magari con Riccardo vedremo nel merito di cosa si può trattare concretamente, anche nei tantissimi esempi nel magnifico libro che lui ha scritto. Ecco, questa è una proposta politica che va nella direzione di questo libro, il cui titolo a me piace leggerlo anche con un accento diverso: disarmati, imperativo, quindi rivolto all'Italia: disarmati. Grazie infinite, grazie Mao di questo assist, e quindi in realtà lui ha già anticipato quella che era una evoluzione verso, diciamo, andiamo verso i capitoli finali del tuo libro. Possiamo fare anche un po' di retromarcia dopo se vorrai, ma è molto importante parlarne, visto che questo libro propone delle strategie di pace e lo fa attraverso alcuni rappresentanti del mondo anche politico o scientifico italiano, che si sono differenziati nello studio e nella ricerca di strategie di pace nell'esercitare le proprie funzioni. E quindi parte con Lugli. E quindi ti chiederei di aprire diciamo la seconda parte del ragionamento su questo libro dalla sua intervista, dell'intervista che secondo te è stata più significativa all'interno di questa raccolta di interviste per le strategie. Sì, diciamo che ci fa che piacere ricordare Daniele Lugli, insomma, presidente emerito del Movimento Non Violento, anche perché recentemente è scomparso purtroppo. E tra l'altro, insomma, l'ultima presentazione che ho fatto qui a Ferrara ho avuto il piacere di averlo con me, insomma, pochi giorni prima della sua dipartita, insomma. E no, una premessa prima di tutto. Io ho affrontato il libro col taglio del giornalista.
nel senso che ho parlato di reportage di Islanda, Panama e altri posti dove sono stato, come in Costa Rica appunto, attenendomi proprio alla verità sostanziale dei fatti, quindi senza entrare sui problematiche che ci sono proprio sulla costruzione di un percorso di pace. Proprio per questo l'editore alla fine mi ha detto questo libro pone molte domande che gli avevo proposto, perché non fai lo arricchisci con una decina di interviste in cui parli di quei dubbi che sono nati su questo libro con persone che magari sono sempre occupate di temi della pace. E così ho fatto, cercando di affrontare con ogni intervistato un aspetto particolare della pace. Un esempio, non so, con Luca Lombroso, un amico meteorologo, abbiamo affrontato il tema di quanto cosa dal punto di vista climatico una guerra dal punto di vista dei cambiamenti climatici, no? Non è compatibile, vi spoilerò subito. Ecco, e con Daniele Lugli è stata una bellissima intervista, anche perché Daniele è una persona molto molto particolare e alle domande non aveva paura di rispondere, non lo so. Ecco. Così quando gli ho chiesto, senti Daniele, ma tu adesso l'Italia, ti piacerebbe un'Italia che con un colpo di bacchetta magica facesse sparire l'esercito? E lui mi ha risposto, non lo so caro ragazzo, mi ha detto lui, no? Ecco, col suo tono molto amichevole che mi parlava sempre. Mi ha detto, insomma, guarda, quello che posso dirti è che tenderei a dirti di sì, perché vorrebbe dire che per arrivare a questo percorso, cioè l'abolizione dell'esercito in Italia, vuol dire che la società ha avviato un percorso di riflessione interno che non potrebbe che essere positivo. Ecco, quindi questa è la risposta che mi ha dato lui, insomma. Grazie infinite. Quindi passo la palla a Mao, visto che ovviamente siete destinatari appunto di una testimonianza così importante, così forte come appunto quella di Daniele Lugli. E allora ti chiedo un attimino, alla luce insomma di quello che hai potuto leggere anche nelle strategie, nelle interviste che sono state fatte di persone che hanno vissuto direttamente tutte le esperienze, penso anche di promozione politica di pace, come appunto quella proposta da Alexander Langer, eccetera. Ti chiedo un po' un tuo pensiero a riguardo. Sì, intanto un brevissimo accenno a questa idea dell'abolizione dell'esercito in Italia. Non è solo un'utopia e non è una cosa proprio tanto accampata per aria. È un'idea culturale, è un'idea forte sulla quale per esempio ha lavorato molto Carlo Cassola, lo scrittore, ha fatto moltissimi editoriali negli anni 80-90 sul Corriere della Sera con questa proposta, diceva l'Italia può diventare il faro del mondo, sia il primo grande paese a liberarsi dalle strutture dell'esercito e quindi a liberare enormi risorse da riconvertire nei problemi veri, contro i nemici veri che abbiamo. I nemici veri di oggi sono un futuro incerto per i giovani, le variazioni climatiche, la mancanza di lavoro, una cultura maschilista contro le donne, eccetera. Questi sono i nemici reali contro i quali dobbiamo combattere. Poi certo c'è la questione della difesa, è una questione che non è eludibile ed è molto interessante che nelle interviste che Riccardo Bottazzo ha fatto nella seconda parte del libro, mi soffermo un attimo su quella a Francesco Vignarca, che è il coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo, e quella a Gianfranco Bettin, che ha affrontato appunto la questione della proposta di Alex Langer sui corpi civili di pace. Il punto è questo: come pacifisti e non violenti non rinunciamo all'idea della difesa. Non diciamo no, l'aggressore abbia campo libero e faccia quello che vuole. La difesa è uno dei capisaldi della non violenza. Se ci pensiamo bene, tutte le grandi campagne internazionali storiche della non violenza sono state campagne di difesa. Gandhi difendeva la propria libertà contro il colonialismo inglese, la libertà della propria patria. Martin Luther King difendeva la dignità dei neri americani e difendeva il diritto di partecipare alla democrazia, al voto, eccetera, eccetera. Tutte le campagne non violente vanno in questa direzione della difesa. Quindi difendersi è legittimo, anzi è doveroso, però con quale strumento? Siccome da Gandhi abbiamo imparato che uno dei capisaldi della non violenza è che mezzi e fini devono avere la stessa visione. Il fine è importantissimo, certo,
ma il fine è determinato dal mezzo che scegli e deve essere compatibile con il fine che ti proponi. Se vuoi un fine di libertà, devi usare strumenti di libertà. Se vuoi un fine di giustizia, devi usare strumenti di giustizia. Se vuoi un fine di pace, devi usare strumenti di pace. Allora come si fa quando c'è la guerra, quando c'è l'aggressore, quando ci sono le armi, eccetera? Noi non viviamo, diciamo, in un iperspazio, non viviamo sulle nuvole. Ci rendiamo ben conto dei problemi tragici che l'umanità ha e che oggi ci troviamo ad affrontare anche in un contesto difficilissimo come quello dell'Ucraina. Quindi non siamo, voglio dire, bisogna discutere anche sul tipo di difesa e quindi sul tipo di strumento che si usa. Nella società civile, se c'è uno scippo o vedo un furto, io chiamo i carabinieri, chiamo la polizia, perché riconosco allo Stato, in quel caso, la legittimità dell'uso della forza. Di fronte a un sopruso come quello dell'invasione russa in Ucraina, io vorrei chiamare la Polizia Internazionale e quindi uno strumento che l'ONU dovrebbe avere. Ma il problema è che questo strumento l'ONU non ce l'ha. Noi non siamo contro la Polizia Internazionale. Quando a Sarajevo c'era l'assedio, noi chiedevamo l'intervento di una forza internazionale con Alex Langer per fermare i cecchini. Ed è in quell'occasione che Langer ha elaborato la proposta dei corpi civili di pace, cioè di uno strumento istituzionale preposto a fermare gli aggressori, a fermare i prepotenti, a prevenire i conflitti prima che essi scoppino. Perché l'ONU non ha la Polizia Internazionale, che è prevista dalla Carta dell'ONU? Questa è la grande domanda che dobbiamo porci. Perché quello strumento sarebbe uno strumento che va a depotenziare l'utilizzo, la necessità degli eserciti. Oggi invece ci affidiamo agli eserciti nazionali e la tendenza è quella di affidarsi alle bande mercenarie. Quello che è accaduto in Russia è chiarissimo, è la tendenza verso quale si sta andando. Le guerre in Africa oggi sono prevalentemente combattute da mercenari. Allora, qui si capisce l'urgenza delle proposte che emergono da questo libro, l'urgenza di uscire dalla logica perversa che ci ha portato in questa situazione e ragionare nell'unità mezzi e fini sulla prospettiva di pace e quindi sulla difesa civile non armata non violenta, quindi sui corpi europei civili di pace. Da qui devono partire delle proposte istituzionali e noi stiamo cercando di lavorare in questa direzione. Scusami. No, anzi, hai centrato perfettamente il punto e in realtà hai anticipato un aspetto fondamentale che era quello dell'attualità, no? Per cui in relazione al conflitto in Ucraina. E torno dal nostro Riccardo per domandarti un focus, perché io ho un pallino, che è quello dell'ecologia, è quello della difesa degli ecosistemi, è quello della sopravvivenza della nostra umanità all'emergenza climatica. E studiando i dati che emergono proprio dal conflitto in Ucraina, emerge come questo conflitto stia danneggiando un polmone incredibilmente necessario e sostanziale per appunto la conservazione dell'ecosistema che conosciamo. Quindi l'impatto in Ucraina della guerra si sposterà nel prossimo futuro e con un impatto negativo in termini di contrasto alla crisi climatica, eccetera, visto che appunto tutto dipende dalla conservazione degli habitat. E non soltanto, penso anche alla questione degli bombardamenti o delle manomissioni delle reti appunto per il trasporto appunto delle gas, eccetera. Quindi di fronte a tutta questa emergenza io vorrei domandarti quanto incide e come incide dalla tua esperienza, delle testimonianze che hai raccolto, la guerra e l'operazione invece di disarmo nelle politiche per la conservazione della nostra umanità. Grazie. Ma guarda, diciamo subito che se uno
ha a cuore l'ambiente dovrebbe essere per forza di cose pacifista. Non c'è altra alternativa, per il semplicissimo motivo che la guerra non è assolutamente sostenibile. Vabbè, diciamo che è un po' una banalità, no? Però parlavo proprio con Luca Lombroso, che è un meteorologo che si occupa spesso di cambiamenti climatici, e lui proprio mi faceva questo discorso qua, diciamo, magari noi ci sentiamo tanto in colpa perché prendiamo un aereo per andare in Costa Rica, appunto, per lavoro e per monitorare i cambiamenti climatici, magari pagando anche tutte le compensazioni che ci sono quando fai questo tipo di viaggi, insomma, ecco, il piantumazione di tanti alberi, eccetera, e dopo magari quando pensi che solamente in 3 minuti di guerra in Ucraina, capito, un mezzo militare, un bombardamento fa 10 volte quello che hai consumato tu col tuo viaggio alla fine. No, la guerra per farla incompatibile con l'ambiente si dovrebbe anche in qualche modo farla con gli archi e frecce. Anche lì dovremmo vedere che tipo di frecce usiamo, perché magari se usi del legno e consumi tanto legno per tirare le frecce, capito? Alla fine è sempre un costo anche ambientale, insomma. Non c'è alternativa, insomma. Quando bisognerebbe anche pensare, quando si fanno le COP, anche a considerare anche gli eserciti. Ecco, esercitazioni, lo stesso mantenimento di armi, di fabbriche che funzionano, che costruiscono le armi, gli stessi movimenti di mezzi meccanici, sono tutti sistemi che aumentano la CO2 dell'atmosfera, insomma, alla fine. Non sono compatibili, insomma, non sono compatibili non solo con l'umanità, ma anche con l'ambiente. Grazie. E poi passo in realtà a una domanda che mi era nata per Mao nell'ascoltarti poco fa. E come si difende chi si rifiuta di adeguarsi a concetti appunto armati? Visto l'esperienza che state facendo in relazione anche alla Russia, colgo l'occasione per domandarti questa. Grazie, poi una domanda io per Riccardo sul libro. Sì, il tema degli obiettori di coscienza russi, bielorussi e ucraini è un tema di grande attualità. Sono contento oggi di potervi dare una bella notizia, bellissima, che abbiamo avuto ieri sera, finalmente. Un obiettore di coscienza bielorusso, Vitali, che era già fuoriuscito ed esile in Lituania, aveva ricevuto la comunicazione dell'ufficio immigrazione della sospensione, su richiesta bielorussa, del suo permesso di soggiorno e l'estradizione in Bielorussia. In Bielorussia per i militari che disertano o che loro, come dicono loro, tradiscono l'esercito, è prevista la pena di morte. Quindi si è aperta una grande battaglia giuridica in Lituania. Come Movimento Non Violento abbiamo messo a disposizione tutti i fondi necessari per la miglior difesa possibile, anche con la consulenza del nostro studio, dell'avvocato Sandro Canestrini, eccetera. E finalmente, dopo un lungo iter, ieri sera è arrivata la sentenza del Tribunale, tutta favorevole a Vitali, quindi è stato reintegrato il suo permesso di soggiorno, permanenza in Lituania e in tutti i paesi europei. E adesso abbiamo avanzato la richiesta di asilo politico. Questo è un messaggio che, visto che siamo qua nella sede a Farrofini, nella sede del Consiglio regionale, facciamo anche una proposta alle istituzioni che Cristina potrà raccogliere, perché anche dai consigli regionali parta l'invito e la proposta rivolta al governo che l'Italia apra le porte, dia asilo politico, dia lo status di rifugiati politici agli obiettori di coscienza bielorussi, russi e ucraini. È un provvedimento che si può fare in 24 ore. Abbiamo un precedente importante: nel 1992 il governo Amato, durante il conflitto nei Balcani, fece un decreto, poi addirittura trasformato in legge, di accoglimento degli obiettori e dei disertori di tutti i paesi della ex Jugoslavia. Oggi davvero è incomprensibile il fatto che l'Europa e l'Italia tenga le porte chiuse agli obiettori di coscienza russi, che sono il vero tallone d'Achille del regime dittatoriale di Putin e in Bielorussia di Lukashenko. Ma perché no? Dovremmo fargli i ponti d'oro a questi ragazzi che davvero sfidano la loro vita, tanti scappano in maniera illegale, sono più di 400.000 i giovani
accolti in Georgia, scappati dalla Russia per non fare servizio militare, per non essere mandati in prima linea in Ucraina, perché non vogliono fare quella guerra a un popolo che loro considerano giustamente un popolo fratello. E idem per gli obiettori ucraini. Gli obiettori ucraini sono in una situazione difficilissima, avevano la legge del servizio civile, quindi abbiamo più di 5.000 ragazzi che già si erano dichiarati obiettori di coscienza e che oggi sono costretti a andare alla mobilitazione militare obbligatoria per tutti i maschi in Ucraina dai 18 ai 65 anni, ma molti di loro ancora si rifiutano e lì subiscono processi e vengono incarcerati. Quindi è una situazione che va affrontata perché rappresentano coloro che hanno preso sul serio il titolo e di fronte all'imperativo disarmati si sono disarmati e hanno fatto questa obiezione di coscienza. Grazie infinite, l'annuncio è che in realtà, stimolati dai tuoi scritti, dalle tue pubblicazioni, avevamo già presentato una mozione a riguardo, proprio in relazione all'esperienza in particolar modo russa, depositata, deve ancora essere discussa, però ci arriviamo, è già come dire, in progetto, e quindi l'obiettivo è quello di fare anche attraverso questo libro una giusta informazione, una giusta sensibilizzazione ai colleghi, in modo tale che ci sia una prima regione che comincia a prendere posizione in questa direzione, per cui ti ringrazio del contributo che vogliamo davvero accogliere in questo consiglio come con la massima serietà. Riccardo, allora io lascerei a te in realtà la libertà di parlarci di ciò che di questo libro, nella scrittura di questo libro, maggiormente ti ha coinvolto. Sì, immagino la domanda che volevi farmi era sul Liechtenstein, no? Giusto? Sulla città del Vaticano, sì. Anche lei sì, è vero. Comunque, no, il discorso è questo, che scrivendo questo libro, trovando le storie di questi paesi, mi sono trovato a delle situazioni veramente incredibili. Ecco, nel senso che io all'inizio ho visto l'Islanda, visto il Costa Rica, visto Panama, così avevo una certa idea di paesi che in qualche modo avevano fatto un percorso verso la pace. Invece poi, trovando la storia degli altri 24 paesi e mezzo, dopo magari spiego perché il mezzo, che hanno fatto questa scelta, ecco, mi sono trovato di fronte a delle situazioni veramente incredibili. Nel senso, alcuni sono arrivati all'abolizione dell'esercito obtorto collo, semplicemente perché sono stati invasi, tipo Panama, appunto, dagli americani, e gli hanno imposto di non armarsi più perché volevano il controllo del paese. Ecco, un caso incredibile è quello del Giappone, per esempio. Il Giappone, tu hai detto che c'è un bellissimo articolo nella nostra Costituzione, giustamente, che dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo risolutivo dei conflitti internazionali. Bene, un articolo uguale, preciso, identico, ce l'ha anche il Giappone. Non solo, ma il Giappone ha anche una frase in più sotto, e perciò il Giappone si impegna a ricostituire le forze armate. Ecco, perché il Giappone ha il sesto o settimo esercito più potente del mondo? Perché semplicemente quando sono scambiati gli schieramenti geopolitici, il Giappone, da nemico degli Stati Uniti, con la guerra fredda, si è trasformato in prezioso alleato, soprattutto nei confronti della guerra di Corea e nei confronti, insomma, di un ipotetico scontro con la Russia, con l'allora URSS. Allora, cosa ha fatto il Giappone? Ha ricostituito l'esercito, però l'ha chiamato forza di pace. Cioè, il Giappone non ha un esercito, questo è il famoso mezzo che dicevo, ma ha questa forza di pace che in effetti è un esercito a tutti gli effetti, con una piccola precisazione. Fino ad oggi si sono sempre rifiutati i giapponesi di armarsi con missili a lunga gittata. Perché questo? Perché un missile a lunga gittata che vada a colpire Mosca, Pechino o la Corea chiaramente non può essere considerato un mezzo di difesa, insomma, è chiaramente un mezzo d'attacco. Ecco. Adesso le cose stanno cambiando e proprio in previsione anche di un nuovo scenario, insomma, geopolitico con la Corea del Nord o quel pazzoide lì che ogni tanto tira missili verso il Giappone, la Russia di Putin e la Cina con cui gli Stati Uniti, con Taiwan per esempio, con le possibilità che si possono, anche se è una guerra, insomma, diciamocelo così. Ecco, il Giappone è stato chi si sta riarmando, e c'è una grande battaglia dei pacifisti giapponesi per evitare perlomeno quest'ultima offesa alla Costituzione, insomma, quest'ultimo spregio alla Costituzione che dice praticamente che il Giappone non dovrebbe armarsi. Ecco. Quando parlavi invece
degli obiettori, ricordiamoci la bellissima storia del Liechtenstein, no? Che si posso raccontarla in 10 minuti se ho tempo. Ecco, il Liechtenstein è un paese che non ha armi, che non ha esercito, e ce l'ha fino alla terza guerra di indipendenza per noi e dalla guerra franco-prussiana, insomma, quando il Bismarck, insomma, ha fatto baruffa con gli Asburgo per il controllo della federazione tedesca, e hanno chiesto a tutti gli stati tedeschi di armarsi, di mandare le loro truppe o da una parte o dall'altra, o dalla Prussia o dagli Asburgo. Il principe del Liechtenstein, che non aveva nessuna voglia di fare guerra, anche perché aveva in tutto il Liechtenstein 90 soldati, quindi capirete la forza armata che aveva, ha deciso insomma alla fine di schierarsi con gli Asburgo, che erano quelli più vicini, solo per questo fondamentalmente, e ha mandato 80 dei suoi 90 soldati nel fronte italiano, dove tra l'altro c'erano anche i garibaldini che giravano per liberare Trento. E questi 80 soldati però gli ha raccomandato prima di andare vedete insomma di non farvi male soprattutto, ma anche di non fare male a nessuno, che poi se la pigliano con il Liechtenstein, perché poi gli Asburgo e i prussiani faranno sicuramente pace, ed è facile che se la prendano con noi che siamo i più piccoli. Ecco. Cosa è successo? È successo che questi 80 soldati sono distinti per tutta la guerra, non hanno proprio disertato, però hanno evitato qualsiasi tipo di scontro, scappando, proprio abbandonando armi, cannoni, tutto quanto, appena vedevano i garibaldini oppure vedevano l'esercito italiano che cercava di andare là. Ecco, finita la guerra, sono tornati in patria e hanno fatto la parata che non si nega a nessuno, neanche gli eserciti sconfitti, e il principe del Liechtenstein li conta e vede che non sono 80 ma sono 81. Ecco, cosa è successo? È successo, li ha chiamati, mi ha detto, va bene, gli ho detto di non farvi male, ovviamente gli ho detto di non fare male a nessuno, però mi spiegate dove è quello in più. Quello in più era un disertore. Era un disertore che il nome non è stato tramandato dalla storia, perché all'epoca, come adesso d'altra parte, i disertori vengono fucilati. E quindi era un disertore che questi ragazzi del Liechtenstein hanno trovato mentre sfuggivano. Era uno che si è messo a scappare con loro. Ecco, probabilmente era un altoatesino di lingua italiana che non voleva, intruppato con i tedeschi, che voleva sparare agli italiani, oppure l'opposto, un altoatesino di lingua tedesca che non intruppato con l'esercito italiano, che non voleva sparare agli altri tedeschi, probabilmente. La storia nasconde il nome, però questo soldato in più c'era. Ecco. E quindi cosa hanno fatto questi qui? Gli hanno dato una divisa e hanno detto: vieni con noi, che non ti preoccupare, che per tutto il resto di questa caspita di guerra noi non vogliamo più sparare. Ecco. Quando sono tornati in patria, a questo punto anche il principe ha capito che un esercito così non serve a niente, che tanto vale a mantenere la pace con gli Asburgo e con i prussiani, e dire: ragazzi, fate quello che volete, però noi eserciti qua non ne abbiamo più, quindi non possiamo più mettersi in mezzo. Insomma, no? Ecco, questo per dire che, come dicevi tu, che ai disertori bisognerebbe fare ponti d'oro, insomma. Sì, c'è un capitolo molto interessante, storico, diciamo, sull'evoluzione e sulla situazione dello Stato del Vaticano. Su questo devo dire, io in genere sono contro le divise, ma la divisa delle guardie svizzere è la più bella del mondo e la metterei ai corpi civili di pace, se un giorno esisteranno, gli mettiamo la divisa delle guardie svizzere. Ed è interessante, no? Perché Riccardo giustamente alla fine dice: ma alla fine però forse è lo Stato più militarizzato del mondo, perché nel rapporto tra guardie svizzere e altre strutture di sicurezza che ci sono nel Vaticano e i 605 abitanti, mi pare, risulta. Ecco, no, la domanda era se hai mandato il libro a Papa Francesco e a Monsignor Zuppi. Se non l'hai fatto, fallo, gli mandi una copia del libro, perché Papa Francesco in questo momento è il nostro leader, cioè è l'unica voce, autorità internazionale che sul tema della pace e delle strategie di pace, con le sue importantissime missioni diplomatiche. Oggi ricordiamo Monsignor Zuppi è a Mosca, speriamo possa incontrare sia il responsabile del Cremlino che della Chiesa ortodossa e che possa avere frutti positivi. Io penso che queste due persone apprezzerebbero molto la lettura di questo libro. Guarda, ci sono l'editore di Altra Economia che ci sta guardando in questo momento, quindi gli giro la proposta e penso che sicuramente manderanno una copia sia a Monsignor Zuppi che a Papa sono molto attenti. Va bene. In Vaticano, ti assicuro, Grazie del sono consiglio. molto attenti. E poi c'è un'omissione. Dico in battuta perché non è vero, non c'è l'omissione, ma manca uno Stato e non poteva esserci perché non c'è.
Ma diciamo, a me è sempre piaciuto, quando si parla appunto di superamento degli eserciti, ricordare che c'è un popolo al mondo che non ha confini, che non ha stati, che non ha bandiere e che non ha eserciti, e che sono i Rom, i popoli nomadi, quelli che romanticamente chiamiamo gli zingari. Sono il popolo più avanti del mondo, perché non hanno mai avuto eserciti e non hanno mai fatto guerra a nessuno. E non solo, ma anche sono i più avanti come riduzione dei consumi, perché non consumano, non producono, non consumano, e soprattutto anche non sono responsabili della crisi climatica, anche se in qualche modo ne pagheranno anche loro le spese. Insomma, comunque, in uno dei tuoi prossimi lavori giornalistici, magari dedicare un'attenzione particolare a questo aspetto dei popoli nomadi senza esercito. Allora, io direi che avete avuto un'infarinatura di questo libro, delle storie appunto degli 80 soldati più uno e degli altri stati che hanno percorso più o meno in maniera consapevole e autonoma il processo verso il disarmo. Ecco, di queste storie potete leggere all'interno del libro Disarmati. A questo punto cambio anch'io accento: Paesi senza esercito e altre strategie di pace, edito Altra Economia, di Riccardo Bottazzo. Ve lo consiglio, specie in questi tempi in cui parlare di pace e parlare di politiche per la pace è sempre più complesso. Grazie infinite a Riccardo Bottazzo e della sua presenza, grazie a Mao Valpiana per averci accompagnato nell'attualizzare questo messaggio anche per il nostro paese, e grazie della tua azione, dell'azione che attraverso di te e i tuoi compagni di viaggio si sta facendo a livello veneto, diciamo, ma a livello nazionale e internazionale, per proteggere coloro che credono fermamente nel rispetto della vita e nel rispetto anche quindi dell'ambiente. Grazie mille a tutti voi di essere stati presenti e grazie a coloro che ci hanno seguito online.